I veneti ad Arborea hanno importato anche un modo di vivere, un modo di lavorare, una cultura del lavoro che è tipica di noi Veneto. Ad esempio la cooperazione, che era una cosa iniziata nei primi del Novecento proprio in Veneto in maniera importante nel mondo agricolo, venne trasportata dai coloni veneti nel 1930 ad Arborea. Quindi ci troviamo con una comunità che ancora oggi ha un imprinting fortissimo lasciato in quegli anni, con una parlata veneta, con tradizioni venete, la sagra della polenta, l'attività del volontariato, cose che sembrano proprio un Veneto in miniatura trasportato in Sardegna. Quindi un riconoscimento assolutamente dovuto, un riconoscimento che ci fa piacere aver dato a degli amici che rimarranno amici per sempre. Le prime famiglie sono arrivate nel 28, hanno assistito alla fondazione del villaggio Mussolini, che poi è diventato comune col nome di Mussolina di Sardegna e ha modificato comune dopo la caduta del fascismo con il nome di Arborea. Ci sono ancora molte famiglie che parlano veneto, molti discendenti che sono fortemente legati alle tradizioni e alla cultura del popolo veneto. Questo premio che ci viene consegnato oggi per noi rappresenta un importante riconoscimento prima di tutto, oltre che la possibilità di valorizzare ancora di più le tradizioni che vengono gelosamente conservate da queste famiglie. Noi abbiamo diverse manifestazioni, la polentata, il Brusaveccia, festeggiamo il Santissimo Redentore e anche la festa di San Marco, quindi sono tutte tradizioni che sono state in maniera, ripeto, molto forte, gelosamente conservate dai nostri anziani e dalle famiglie che discendono dalle prime famiglie arrivate dal Veneto. È un'iniziativa nuova che è stata voluta dal Consiglio regionale con la creazione di un albo dei comuni onorari che si sono distinti, che portano avanti, diciamo così, le tradizioni venete in giro per il mondo. La prima annualità, che è quella del 2018, ha visto 4 comuni iscriversi a questo albo regionale e tra i 4 comuni qualcuno partecipare appunto anche al premio come comune onorario. C'erano 2 candidature e Arborea l'ha avuta la meglio sull'altra candidatura di una cittadina brasiliana del Brasile. È un'iniziativa che va in linea con il piano annuale dei Veneti nel mondo, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare, informare, mettere in relazione le associazioni venete, le associazioni estere che ci sono nei vari continenti, portare avanti la storia e la tradizione, ma anche uno scambio generazionale anche con le università, i master universitari, scambi culturali. Arborea è una esemplificazione proprio di tutto ciò che sono i veneti, quindi lavoro, dedizione, sacrificio, ma anche valori importanti, quindi come quello della famiglia, delle tradizioni nostre venete e di tutto ciò che ci siamo portati noi veneti in Sardegna e anche nelle altre parti non solo dell'Europa ma anche nel resto del mondo.